Buongiorno a tutti, grazie per essere di nuovo qui con noi a questo ulteriore appuntamento in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre e oggi abbiamo il piacere di avere con noi, non so se sia la più giovane ma comunque una delle più giovani candidate, di questo siamo molto contenti, del panorama dei candidati che si presenteranno alle regionali. Si tratta di Agnese Bettarelli, grazie per aver accolto il nostro invito, e che si presenta con la lista Uniti per Manildo, quindi della formazione di centro-sinistra. Allora, come di consueto, diciamo qualcosa della nostra ospite. Agnese Bettarelli è nata a Ferrara nel 2005, frequenta il secondo anno del corso di laurea Philosophy International and Economic Studies di Ca' Foscari e sempre al secondo anno frequenta il corso di laurea minor in Global Asian Studies nel Collegio Internazionale a Ca' Foscari. È appassionata di canottaggio e pianoforte, due cose diverse ma bellissime entrambe. Conta diverse esperienze culturali, tra le quali, per citarne due, nel 2004 è risultata vincitrice del secondo premio del torneo nazionale di disputa filosofica su Quid Est Tempus e vincitrice del primo premio nella categoria monologo filosofico. Cose di, insomma, consistenza, decisamente. È volontaria nell'associazione Polis Venezia per la realizzazione di progetti sulla residenzialità veneziana, con focus su studenti e politiche dell'abitare. Tra i progetti realizzati ricordiamo un'iniziativa di coabitazione intergenerazionale tra giovani universitarie, famiglie e pensionati del territorio. È membro attivo dell'Associazione Futura Venezia, di cui è fondatrice e segretaria generale. Futura è un'associazione giovanile che promuove partecipazione e cittadinanza attiva a Venezia attraverso rappresentanza universitaria e progettualità. Attualmente rappresenta la maggioranza degli studenti di Ca' Foscari. Complimenti. Bene, allora se sei pronta possiamo cominciare. Grazie mille. Bene. Allora, abbiamo raccontato un po' della tua vita e anche dell'attività personale e universitaria. Che esperienza e anche che valori pensi di poter portare se dovessi essere eletta appunto a consigliere regionale? Innanzitutto, prima di cominciare, ci tengo a ringraziare nuovamente Maria Laura e il Comitato Progetto Comune per l'invito. È davvero un piacere essere qui con voi e potermi raccontare e fare questo dialogo che spero potrà essere utile a chi ci guarderà. Io vengo da un contesto, come hai giustamente raccontato, di associazionismo, di progettualità all'interno dell'università, ma anche all'interno della città. I valori quindi che mi porto dietro sono sicuramente la concretezza, no? Il lavorare per progetti, l'ascoltare una pluralità di voci, una pluralità di istanze e rappresentarle veramente, cioè lavorare per portare delle soluzioni concrete a quelli che sono questi bisogni, queste istanze e, perché no, raccogliere anche le idee innovative, le proposte che possono nascere dal basso e da chi mi circonda. Quindi questo credo sia sicuramente uno dei binari su cui viaggio e in un certo senso anche la volontà di avere impatto che mi porto dietro dal contesto associativo che anima Venezia, lo saprete, lo sai meglio di me quanto Venezia, ma anche Mestre e Marghera siano animate da tantissime realtà associative, da tantissimi mondi che portano avanti una battaglia, delle istanze, un punto di vista e io credo che sia essenziale ascoltare questa pluralità di voci, ascoltare le idee, le proposte innovative che possono venire da questo contesto in modo da avere un impatto significativo sul territorio, partendo dal punto di vista di chi questo territorio lo vive tutti i giorni. Certo, ecco, quindi riprendiamo questo concetto del territorio della Regione Veneto. Secondo te quali sono i punti di forza e quelli invece più deboli del nostro territorio veneto? Allora, sicuramente per tanto tempo il Veneto è stato raccontato come la locomotiva d'Italia. Ecco, io credo che in parte ci sia ancora del vero, no? È una regione con tantissime eccellenze, che ha del capitale umano, che ha delle filiere industriali molto importanti, che vive di alcuni brand che abbiamo la fortuna noi di vedere tutti i giorni con i nostri occhi, che dall'esterno attraggono tantissime persone.
Per poter rimanere la locomotiva d'Italia è necessario, secondo me, fare una cosa: trasformarsi dall'essere una locomotiva a carbone a un treno di ultima generazione. Certo. È importantissimo, secondo me, fare in modo che quelli che sono tutti i punti di forza, da cui sono partita a descrivere, vengano messi all'interno di una regia più forte. Certo. Abbiamo dati natali a Tina Anselmi, è vero. Abbiamo il sistema sanitario veneto e in passato era conosciuto per essere all'avanguardia dell'eccellenza, è vero. Non possiamo però non fare i conti con il fatto che nel frattempo il mondo è andato avanti, che è necessario portare del cambiamento e non fermarci sui risultati ottimi che in passato sono stati fatti, ma aumentare quello che si può fare, innovare e portare un cambiamento positivo, stare al passo con, ma non necessariamente con distretti in giro per il mondo, no? Io credo che i punti di debolezza del Veneto si possano vedere anche banalmente facendo il confronto non con paesi di altri stati, di altri continenti, ma con le regioni che ci circondano, con la Lombardia, con l'Emilia Romagna. Al momento abbiamo per esempio un sistema di infrastrutture e di trasporti che ha un livello quasi emergenziale. Non è possibile che usando il treno per andare da Chioggia a Portogruaro io ci debba impiegare quasi 5 ore, che le agenzie di trasporto pubblico in Veneto siano quasi una ventina. Così come non è possibile che, rivolgendomi alla sanità pubblica, io debba andare incontro a delle liste d'attesa lunghissime. Così come se io decido di venire a studiare in Veneto, in una delle tante università, dei poli di eccellenza nel nostro territorio, poi non ho le condizioni per poter restare in questo territorio di cui mi innamoro. Certo. Ecco, quindi parlavamo appunto del territorio. In che modo secondo te si potrebbe rendere quindi questa regione più attrattiva e anche per gli investimenti, non solo per gli investimenti ma anche per i giovani talenti come magari sei tu e quindi anche nuove imprese, quindi per fare in modo che le persone arrivino qui, che ci restino e quelle che ci sono già non pensino di andare da un'altra parte, magari nelle regioni limitrofe che tu hai citato prima. È molto interessante a questo punto, faccio una doverosa premessa. Io credo che il discorso dell'attrattività del Veneto e del nostro territorio debba essere in egual misura ragionato rispettivamente alle risorse che vengono da fuori e che sicuramente per i motivi che abbiamo detto il Veneto riesce ad attrarre, ma anche per tutte le risorse che nascono e crescono qui. Questo credo sia uno dei punti su cui la prossima giunta regionale dovrà focalizzarsi di più. Avere una regia che tenga conto delle esigenze di chi è nato e cresciuto qui, di chi magari in Veneto ha passato la maggior parte dei propri anni, della propria vita, e chi in Veneto decide di arrivare, decide di stare. Io credo che sicuramente se ci rivolgiamo alla platea più giovane, è chiaro che tanto deve essere fatto in materia di attrattività, nel senso di sinergia tra tutti quelli che sono i servizi essenziali affinché una persona possa realizzarsi professionalmente e umanamente sul nostro territorio, a partire dalle politiche dell'abitare, a partire dalle infrastrutture, di concerto con la sanità pubblica, di concerto con la possibilità di avere un lavoro qualificato con le giuste condizioni di sicurezza e giustamente retribuito. Credo che tanto si potrebbe fare in materia di attrattività, anche se guardiamo i dati, poi ne parlerete in un momento dedicato, non voglio fare anticipazioni, spoiler esatto, però il progetto comune ha condotto un questionario molto interessante ed è significativo, ne parlavamo prima, che 20% delle risposte riguardavano certamente Venezia e il veneziano, quindi non proprio tutta la regione, ma sono sicura che i dati sarebbero simili se estendessimo la nostra platea. Venivano da quelli che sono chiamati city user, cioè le persone che utilizzano la città ma non sono residenti.
Cosa succede? Questi city user appunto possono essere studenti, giovani, lavoratori, ma anche appunto, non so, ricercatori, lavoratori, persone che qui vengono a fare 1 o 2 anni di contratto. Tendenzialmente le risposte, poi ce lo confermerete, sono entusiaste, sono persone che arrivano in questo territorio perché credono in questo territorio, perché hanno voglia di potersi esprimere, di poter investire le loro risorse, il loro tempo, le loro competenze, parola importante, Certo. in questo territorio. Certo. Il punto è che devono avere le condizioni per poterlo fare. Devono trovare una regione che sappia accogliere, delle politiche che non ragionino a compartimenti stagni, ma che sappiano incentivare il cambiamento, l'innovazione e che sappiano accogliere. Quindi per questo, quando mi dici cosa si potrebbe fare per concretamente la regione, che cosa potrebbe fare per aumentare l'attrattività, sicuramente per quanto riguarda la formazione io credo che servirebbe investire sulla sinergia tra le università, innanzitutto tra di loro, Sì. l'idea se non di un polo universitario, comunque di una rete universitaria che sappia dialogare tra di loro e soprattutto incentivare quello che è il dialogo tra il tessuto imprenditoriale, l'amministrazione e le università. Perché molto spesso, e questo è drammatico che accada, le nuove risorse che arrivano in Veneto, e in questo le università sono state brave, sono attratte in Veneto per formarsi, perché riconoscono che il Veneto ha delle eccellenze per potersi formare, per poter studiare, poi non trovano non solo le condizioni nei servizi per poter restare, ma anche un impiego che possa realizzare tutte le competenze eccellenti che hanno acquisito. In Emilia-Romagna è stato vincente l'esperimento della Motor Valley, perché talenti che vengono altamente formati poi trovano immediatamente delle possibilità, dei ganci attraverso stage, attraverso tirocini retribuiti, attraverso dei percorsi accompagnati nei settori per cui hanno studiato per tutta la loro vita. Certo. E ancora, secondo me, la regione potrebbe investire tanto, non solo chiaramente anche nel grandissimo elefante nella stanza che è la salute e la sanità, perché chiaramente quando una persona decide di stabilirsi in un luogo fa anche i conti con le possibilità che ha di curarsi e di curare in futuro la propria famiglia, Certo. ma anche appunto facilitare tutto quello che sono le politiche dell'abitare, sburocratizzare anche banalmente tutte quelle che sono le proposte innovative di coabitazione, per esempio. Sì. Le possibilità io credo sarebbero tante. Adesso noi le riprendiamo. Allora, tu hai citato alcuni ambiti in cui si potrebbe fare di più, diciamo, e comunque quella che noi tutti predichiamo è la famosa rete, è quella di cucire tanti piccoli puntini per poter poi rendere la regione attrattiva, ma come abbiamo visto anche nel precedente sondaggio che abbiamo fatto con gli universitari, anche la nostra città, perché Certo. noi formiamo dei ragazzi in moltissimi ambiti, con appunto, come dicevi tu, ad altissimo livello, però per esempio qui a Venezia c'è il concetto della monocultura turistica, per cui sembra che ci sia solo quello su cui investire come lavoro, mentre i giovani, gli studenti hanno delle preparazioni tecnologiche, hanno delle preparazioni sempre magari nell'ambito culturale, però diverso da quello focalizzato dal turismo. Quindi, e questo non riguarda solo Venezia, dove per carità è all'ennesima potenza, però per esempio anche a Verona, che è una città bellissima, anche quella storica e culturale. Quindi, e poi c'è anche un altro settore su cui noi abbiamo una lunghissima storia, quello agricolo, dove in questi anni, che è un settore in cui in questi anni molti ragazzi, molti giovani si sono anche, soprattutto dopo il Covid, si sono concentrati, perché almeno si sta vicino alla natura, però non è facile, perché ci sono, come parlavi tu, ci sono tanti risvolti burocratici che tante volte frenano, quindi anche questo è un settore su cui puntare, no? Assolutamente, io credo che infatti uno degli strumenti anzi una delle priorità che la Regione potrebbe avere sarebbe quello di accostare questo grandissimo tema del trattenere le risorse giovani con tutto quello che è l'accompagnare le imprese e in generale la Regione in una nuova
serie di transizioni che vanno di pari passo. Certo, c'è la transizione sostenibile ambientale, Certo. ma deve andare di pari passo con la transizione digitale, con tantissimi altri ambiti. E io infatti credo che proprio su questo si potrebbe far leva, no? Sul creare dei ponti per fare in modo che questi talenti che si formano possano venire anche banalmente a conoscenza del patrimonio della filiera agroalimentare, Certo. che citavi prima, e in qualche modo incentivare, degli incentivi anche fiscali, tutte quelle imprese che operano in questi settori, ma che hanno voglia anche di innovare. Certo. Chiaramente il settore, per esempio, riprendo quello che citavi tu, comunque dell'agricoltura, dell'agroalimentare, rispetto al passato ha fatto tantissimi passi in avanti. Non si tratta più di prendere, mettere un seme e coltivare, e già in questo c'è tantissima arte, tantissima dedizione e tantissima poesia. Io vengo da una famiglia che è stata tanto tempo a contatto con l'agricoltura e quindi lo capisco bene, ma si è evoluta in tantissimi altri settori, appunto la valutazione dell'impatto ambientale che una determinata coltivazione può avere, tutto il marketing di prodotti che abbiamo solo e soltanto in Veneto, l'apertura di canali import-export con l'estero, con altri paesi che hanno voglia di venire a contatto con i nostri prodotti. Ma quanti ragazzi che si formano a Ca' Foscari, che si formano a Padova, che si formano a Verona avrebbero voglia di stare in questo tipo di azienda? Bisogna soltanto creare il ponte, bisogna creare la possibilità di un contatto tra queste realtà eccellenti, bellissime, che vanno solo valorizzate, e le risorse giovani che hanno voglia, ve lo assicuro, di impegnarsi in questo territorio. Se no ce li portano via. Se no ce li portano, ma è proprio tranquilla, proprio non c'è scampo. Se noi non diamo loro la possibilità di star bene qui, di trovare un lavoro adeguato e anche poi di farsi una famiglia, perché tutto sommato c'è poi tutto un sistema dietro che fa capo alla persona, e la persona ha moltissimi aspetti. E appunto, pensando alla questione di farsi una famiglia o comunque di restare qui, hai citato tu prima il discorso della residenzialità. Noi abbiamo un aumento, stiamo subendo un aumento molto alto dei costi abitativi, che riguarda molte città del Veneto, purtroppo, e anche questa naturalmente la nostra, e quindi quali misure, io ti chiedo, si potrebbero mettere in atto per avere un maggiore accesso alla casa, più distribuito, e anche considerando il grande problema del patrimonio edilizio vuoto, perché abbiamo tantissime abitazioni, quelle dell'ATER per carità a livello di riferimento regionale, però anche altre che magari sono case rurali, che magari sono abitazioni lasciate lì, quindi un grandissimo patrimonio. Come sappiamo, l'abbiamo anche citato con altri tuoi colleghi, il Veneto è ad altissimo tasso di cementificazione, non di riuso, quindi c'è anche questo aspetto che bisognerebbe prendere in considerazione. Assolutamente, io sono una grande fan della parola sostenibilità intesa in senso lato, no? Certo. Sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, sostenibilità industriale, sostenibilità umana, e io credo che si possa fare tanto anche in termini abitativi. Con la mia associazione abbiamo sperimentato, toccato con mano cosa significa progettare e concretamente realizzare un progetto di coabitazione intergenerazionale. Significa, non per farci pubblicità, ma in generale ci sono tanti esperimenti di questo tipo, significa mettere in contatto giovani fuori sede, ma non soltanto universitari, anche ricercatori, persone che vogliono abitare in questo territorio, e famiglie o pensionati che hanno o delle case sfitte oppure semplicemente degli spazi disponibili. Una regione che vuole affrontare di petto il tema dell'emergenza abitativa, qui a Venezia il costo di una stanza singola arriva a superare i 1.000 euro, questo è ovviamente un grandissimo problema che si riflette non soltanto su chi qui vuole venire, ma su chi qui deve restare. Non ci sono soltanto gli studenti che scappano perché non trovano una stanza, ci sono anche delle famiglie che si trasferiscono dal territorio in cui hanno sempre vissuto per generazioni perché non possono più permetterselo. Questo è chiaramente drammatico. Io credo che la regione non solo dovrebbe farsi carico
di tutte quelle che sono per esempio le case ATER, gli spazi vuoti, e dovrebbe pensare a come riconvertirli, a come rimetterli in circolo. Le possibilità ci sono quelle più convenzionali che chiaramente passano per canali burocratici un po' più lunghi, ma io credo che ci si potrebbe concentrare anche su tutte quelle che sono le modalità innovative dell'abitare. La coabitazione intergenerazionale è un esempio, perché va anche ad affrontare un altro tema, no? Che è quello del ricostruire il tessuto sociale, cementificando e costruendo di più, oltre al fatto che si lascia, no, vuoto dove c'è già un vuoto, quindi significa uno spreco, significa anche non concentrarsi sul provare a pensare a delle soluzioni che mettano insieme l'emergenza abitativa con quella umana e sociale. Perché una regione funzioni, perché una persona decida di sentirsi a casa in un territorio, in una regione, deve anche potersi sentire a casa in senso completo, no? Certo. Deve avere anche una rete, un tessuto sociale in cui potersi inserire. Io non credo assolutamente nello stereotipo dei veneti che sono chiusi, che non sono accoglienti. Al contrario, tutte le persone, soprattutto appunto magari i pensionati con cui abbiamo avuto a che fare, ma anche le persone che abbiamo incontrato tramite il nostro progetto, non sono stato altro che accoglienti. Certo. E io credo che se si può mettere insieme questi due canali e favorire da un lato appunto, no, l'incontro tra generazioni, dall'altro sburocratizzare tutti gli iter per realizzare modalità di abitare che non sono quelle tradizionali, ma che possono essere quelle appunto dell'affitto a canone calmierato, della coabitazione, del co-housing, sì. Credo che questo possa aprire veramente le porte. Ci sono alcuni distretti in giro per l'Europa che l'hanno fatto da anni ormai e sono diventati incredibilmente floridi. Certo. E certo. Se diventasse una prassi anche qui, potremmo veramente tornare ad essere competitivi. Certo, bene. Allora, come ultima domanda, parlavamo appunto di residenzialità, però quali strumenti possono essere adottati per integrare le politiche abitative con quelle, chiaramente ne avevamo parlato anche prima, della mobilità, per esempio dei trasporti, perché sono essenziali per muoversi in una regione come quella del Veneto, sia per gli studenti che per le famiglie, per i lavoratori eccetera, così da rendere anche in questo modo qui i territori più vivibili, più attraenti. Certo. Secondo me anche qui la parola chiave è sinergia. Sì. Ci sono magari tante buone pratiche in giro per il Veneto, ma sono così a spot. Esatto, sono così a spot. Per quanto riguarda i trasporti, di nuovo secondo me ci dovrebbero essere degli investimenti strutturali. Non si può pensare di lasciare la regia completamente sciolta per quanto riguarda le agenzie di trasporto pubblico. Bisogna fare in modo che il trasporto pubblico diventi veramente accessibile. Se per spostarmi da una zona all'altra, sì. da un posto all'altro, io devo cambiare 2, 3, 4 agenzie di trasporto pubblico, questo significa che molto spesso non ci sono le coincidenze, certo. Quindi tempo perso o comunque tempo che si potrebbe impiegare certo. diversamente. Devo avere almeno 3-4 app o comunque quelle corrispondenti ai sistemi di trasporto pubblico che devo avere. Devo sapere quali sono queste applicazioni, devo saperle usare oppure devo sapere dove sono gli sportelli a cui rivolgermi. Questo è chiaramente un'enorme barriera per chiunque abbia fretta ed è un'enorme barriera per chiunque voglia vivere serenamente il territorio, non solo gli studenti, ma anche per esempio penso alle fasce più fragili della popolazione, la popolazione più anziana, le famiglie che non avendo magari momentaneamente o in generale un mezzo proprio devono utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi in più di una persona. Sì. Chiaramente questo è un grosso problema e se magari in altre regioni ci sono degli incentivi o i trasporti gratuiti per alcune fasce, come per esempio in Emilia Romagna un progetto che è stato incredibilmente vincente, aver messo i trasporti pubblici gratuiti per gli under 18, questo non solo ha accompagnato la regione e ha fatto acquistare punti da un punto di vista, no, della transizione ecologica, perché è chiaro, no? Però ha anche significato un aumento dei fruitori e una percezione della regione molto più positiva, una regione più accogliente che sa che non lascia indietro
nessuno si ha fretta se vuole spostarsi, se vuole andare in qualche luogo. Certo. E quindi io credo, no, come ti dicevo appunto, sinergia nel senso che non si può pensare di risolvere l'emergenza abitativa senza pensare al problema delle infrastrutture, non si può pensare al problema della sanità, che è l'80% del bilancio di una regione, senza pensare al fatto che le persone negli ospedali ci devono anche arrivare, senza pensare al fatto che chi deve abitare qua deve anche lavorare qua. Sono una moltitudine di temi che dialogano tra loro. Certo. Non si può pensare di risolverne uno lasciando indietro gli altri, bisogna pensare a soluzioni che di concerto vadano al cuore dei problemi delle cose e che portino avanti soluzioni innovative, soluzioni che siano al passo con i tempi. Certo. Ti faccio una domanda che mi è Certo, venuta in sì, mente sì. anche proprio in seguito al sondaggio che avevamo fatto presso gli studenti italiani stranieri a Venezia. Secondo te la regione, adesso non parliamo solamente di Certo, Venezia, sì, dato sì. che tu ambisci ad arrivare in regione, potrebbe fare di più per andare incontro economicamente, mediante degli sconti, mediante degli accordi, mediante qualsiasi cosa, alla capacità naturalmente insufficiente economica degli studenti? Io credo... Non soltanto per le Sì, sì, abitazioni, sì. ma anche proprio per poter usufruire di tutti i servizi e anche delle cose belle che ci sono nelle città. Sì, assolutamente. Io credo che delle convenzioni per le fasce, ripeto, più vulnerabili della popolazione siano il primo passo per una regione veramente competitiva. Che significa appunto, non so, delle convenzioni, degli sconti per gli under 18, per gli universitari, per i giovani lavoratori. Non dimentichiamoci che Sì, i giovani, questa categoria, no, che a volte sembra un po' astratta, i giovani certo. fanno anche tante cose, non tutti studiano, alcuni Certo. magari lavorano, però lavorare, fare fronte a un affitto molto alto e spostarsi può essere chiaramente complicato, quindi sì, io credo che anche delle misure personalizzate per le varie categorie potrebbe essere assolutamente uno dei grandi temi di cui la regione sicuramente, su cui la regione ha agency, nel senso ha potere di azione. Certo. E mi pare di aver capito che anche il candidato presidente Giovanni Manildo vada proprio in questa direzione, Sì. perché crede molto nei giovani e poi anche perché i giovani sono il nostro futuro. Sì, quindi... Manildo infatti è un candidato che a mio parere ha ben presente la prospettiva di un Veneto che vuole essere giovane, competitivo, attrattivo, perché alla fine è vero, no? I giovani sono il futuro ma sono anche il presente. Il candidato presidente Manildo si sta candidando alla Regione Veneto consapevole di questo problema e ha reso chiaro nella moltitudine, no, dei temi, degli interventi che ha affrontato che è con questo spirito che si candida ed è questo il tipo di regione a cui tutti dovremmo ambire. Certo. È chiaro, in molti fanno una fotografia molto accurata della situazione emergenziale del presente. Sì. Chi mi chiedo non riuscirebbe a farlo, i dati parlano da soli. Certo. Quello che secondo me è importante è appunto avere il coraggio di proporre soluzioni nuove, di capire che un Veneto giovane, attrattivo, competitivo non significa un Veneto che abbandona le proprie tradizioni, al contrario, un Veneto che vuole tornare a essere locomotiva d'Italia è un Veneto che riesce a preservare le proprie tradizioni ma dargli forma nuova, competitiva, innovativa e attrattiva con il mondo che c'è là fuori, che ha voglia di vedere un Veneto all'altezza del resto della realtà che cambia. Certo. Bene, allora le domande le abbiamo concluse, anche se potremmo stare qui a parlarne per altre 3-4 ore, però come ho chiesto anche agli altri tuoi colleghi candidati, vorrei che adesso tu ti rivolgessi all'americana, ti rivolgessi a chi ci sta seguendo per chiedere il voto, perché le persone dovrebbero dare il voto a te. Prego. D'accordo, dunque mi candido in regione perché credo che sia il luogo in cui portare avanti le istanze
di tutte quelle cittadine e quei cittadini che vivono il nostro territorio e che sentono l'urgenza di cambiamento dopo anni di immobilismo. I temi, ne abbiamo parlato, sono tanti: lavoro, infrastrutture, trasporti, sanità, giovani. La regione è il luogo in cui poter agire per cambiare davvero le cose, e io mi candido in regione per portare energie e idee nuove, per portare la freschezza e le competenze che credo servano per cambiare davvero le cose. Lo faccio al fianco di Giovanni Vanildo, un uomo del fare, un amministratore sapiente che ha il coraggio di presentarsi di fronte a venete e veneti per cambiare in meglio le cose, pur preservando quello che di tanto caro conserviamo tutti a fianco a noi. Bene, grazie Agnese, è stata Grazie veramente una bella davvero. conversazione. Io credo che tutti ne siano rimasti quantomeno stupiti dalla preparazione e dalla freschezza che abbiamo avuto qui, e questo è uno stimolo sicuramente per guardare in avanti, quindi Grazie. lo diciamo sempre a tutti, in bocca al lupo naturalmente. Io vi ricordo che appunto Agnesa Pettarelli si presenta nella lista Uniti per Manildo alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Andiamo a votare tutti, chiunque, ma andiamo a votare, perché il non voto è una cosa negativa per noi stessi e per la nostra regione. Quindi grazie Agnese. Grazie a voi, grazie davvero. E a presto, al prossimo incontro.